padella di burrata. E allora, oggi siamo da Borderi, grandissimo Borderi. di Argentina. Ora ci fa un Papa panino Francesco, spettacolare il signor Borderi. Ciao, Ortigia, Siracusa, caseificio Borderi. Sì, sì. Questa è la crema del Allora, intanto facciamo un pane cunzato, che è questo. questo. A cambio del sale uso caciocavallo ragusano. Caciocavallo, olio extravergine dei Ovviamente, Monti Play, Se scommetto. sbagli l'olio, eh. che tu fai, Appunto. diventano schifo. Melenzane grigliate. Melenzane. Peperone arrostito. Ok. Caponatina Caponatina, e funghi questi qua dell'Etna. funghi dell'Etna. Bene. Usiamo il limone nei formaggi perché è una cosa geniale. E nei peperoni ci sta il limone. Bene. Va benissimo. Poi mette le spezie. Tutto grandi sapori. Olive, mozzarella americana, caponata, sì, guarda, sono i tavoli qua, i tavoli là dove tu vuoi, puoi accomodare. Vediamo un secondo questo. Se ti gusta mucho il queso, se puoi mettere al batiglio per l'avione, per l'aereo. Ah, Sì, per esempio, lo fai sottovuoto, brava. Per esempio, noi produciamo un formaggio che si chiama parmigiano siracusano. Ah, il parmigiano me lo porto sempre, però questo di Siracusa. Allora te lo porti nel cuore, un mezzo panino. Certo che ce l'abbiamo. Di chi è questo? Poi va bene, decidiamo l'origano, Va bene, tu che dici? Anche a birra, questo panenazzo. Una bella birra per fare digerire. Quella è la stracciatella? Sì, guarda, ti spiego una cosa. La gusta picca e sape bella. Se tu la mozzarella la tagli così, esce fuori quel poco di latticello che ha. Se tu la stracci in questa maniera, all'interno di qua c'è il sapore. Ah, ecco. Assaggi. Sì, assaggiamo la stracciatella. Ma Se che c'è bontà. conoscenza tu mangi sempre bene, o quantomeno, tra virgolette, benino. Se non c'è conoscenza, mangi male. Grazie. Adesso quando mi fa quando allora lo mette lì in tazza e sempre si mangia più. Questo è un formaggio che facciamo noi, latte di mucca stagionato 10 mesi. Io lo chiamo parmigiano siracusano. Ora lo portiamo dentro. Portiamo un pezzo. Non se ne va più. È buono. Questo è mortale. Wow. If do you, grazie. Allora, quanti siete? Uno, una, due? Ma lei è la sorella tua? No, Olè, ed il primo è fatto. no, nipote vuole no. Come si dice? Quando è la figlia del mio fratello. Nipote. Ah, allora come lo dico? Wow, incredibile.
Quello è con la mortadella invece. Prima com'era? Col prosciutto. Qua c'è l'arancio, sto mettendo. Andiamo a fare una cosa bella, no? Certo, Sei con la certo. fidanzata. Finalmente siamo venuti qua da lei la prima volta. Ah, la prima volta? La prima volta che vogliamo venire. Dove sei, Dan? Io di Sortino, io sono una guida turistica, quindi, una guida, quindi se mi capita vorrei portare dei turisti Dai, naturalmente. se ce lo dici prima ti facciamo fare una bella figura, perché la bella figura che fai tu sappi che la facciamo pure noi. Appunto, infatti. Noi abbiamo una guida turistica che ci chiama prima, per esempio che vuole essere fatta la mozzarella dal vivo. Ah, e ecco. queste cose. Ecco. Lei se li gioca, Allora, sai come, Questo no? teso, Sì, se certo, ti piace, certo. io lo posso mettere in sottovuoto e lo puoi portare nel bagaglio a mano in aereo. No, quello Voi già è siete più qua dal lunedì da al noi sabato, vero? Vige la regola, più formaggio compri, meno lo paghi. Considera che io all'interno ho il macchinario e mi fa il sottovuoto alimentare. Quindi esempio questo, se vuoi, Qual è? io lo posso fare anche in 10 pezzi e lo faccio in Non lo sottovuoto. so, io perché la valigia, sai come pensa, molto pesante. 10 giorni qui in Sicilia mi porto di tutto, no? Noi Lascia abbiamo a lei e come che ci pensiamo noi. come si Andiamo a chiama la lavorare. signora di nome? Io la chiamerei Mariana. Ambra. Ambra. Noi abbiamo il sistema Leonardo, togli tutte le mutande, le cose che ha nella... E mi porto vedi, tutto il mangiare. Io mi porto tutto, ogni volta mi porto il pane, Ok. il bene. origano, tutto mi porto, Grazie, le grazie, pomodori grazie secchi. mille. Auguri.